Conferenza stampa stamani dell'amministrazione comunale di Realmonte per presentare l'evento Miss Scala dei Turchi, Miss Italia, che si terrà il prossimo venerdì sera 26 luglio nella splendida spiaggia. L'evento è valido per le selezioni nazionali di Miss Italia e vedrà l'assegnazione del titolo Miss Scala dei Turchi, finalista Miss Italia Sicilia Ovest. La Miss Italia è il titolo Miss Scala dei Turchi per promuovere il territorio del Realmontese. Sappiamo quanto è importante il marchio in Italia e nel mondo, quindi noi ci affidiamo a loro per veicolare l'immagine delle nostre risorse turistiche. Naturalmente viene associata al simbolo la moda, viene associata al simbolo la bellezza del territorio e le meraviglie della costa realmontese. Ecco, Miss Italia è presente qui alla Scala dei Turchi, ecco, parliamo di questa iniziativa, quale sarà la novità e come si svolgerà la serata? Ecco, la serata verrà presentata da Angelo Palermo e la prof del Grande Fratello, Ambra Lombardo, che è anche una miss del concorso di Miss Italia. La serata è la scelta di Scala dei Turchi perché il concorso nazionale popolare è il più attenzionato in Italia e vogliamo dare risonanza a tutti quelli che sono i posti che meritano in Sicilia. Scala dei Turchi a livello paesaggistico e naturalistico è una delle spiagge più belle e ricercate del mondo e quindi ha una certa attenzione mediatica, è la spiaggia più hashtagata del mondo, quindi è su questo che noi vogliamo puntare, portare uno scambio, diciamo, di interesse, quindi Miss Italia Scala dei Turchi, ma Scala dei Turchi all'interno del prodotto Miss Italia. Quest'anno che rincorre l'80° anno c'è molta attenzione, speriamo, non possiamo ancora dire nulla e sbottonarci, ma la nostra speranza è quella di tornare nelle reti nazionali, quindi la trattativa è ancora molto avanzata e pensiamo in poche ore di potervi dare anche la grande notizia, questo. È un'iniziativa importantissima, per me è il primo anno al fianco di Miss Italia Sicilia Ovest, un'esperienza davvero magica, un'esperienza in cui risalta la bellezza ma soprattutto le ragazze mostrano tanta eleganza e la loro personalità, perché sappiamo bene se la bellezza cattura l'attenzione, la personalità cattura il cuore. Poi una cosa che voglio dire è che Miss Italia non è soltanto bellezza, non è soltanto fisicità, ma anche molto altro, soprattutto tante le campagne sociali lanciate da Miss Italia, tra cui quella contro la violenza sulle donne, hashtag guarda bene chi ami, quindi noi vogliamo trasmettere il messaggio che le donne devono decidere da sole, perché una donna libera non è sinonimo di una donna leggera e le nostre ragazze sono ragazze libere e noi auguriamo a tutte loro di volare sempre più in alto.